Dopo quello di venerdì, un nuovo incendio nella pineta di Bibbione. Sul posto i vigili del fuoco con 2 squadre e la protezione civile. Il sindaco rassicura: monitoriamo la situazione giorno e notte. Una cucciola di capriolo è stata trovata e messa in salvo, era ai bordi dell'area colpita dall'incendio, è stata rifocillata e dopo lo svezzamento tornerà nel suo ambiente naturale. Un 40enne di Vigonovo è stato arrestato dalle fiamme gialle veneziane, aveva oltre 3.000 piante di marijuana e centinaia di chili pronti per essere smerciati. La storia di Giulia, una ragazza di 14 anni con un ritardo mentale e senza vista a causa di una leggerezza commessa quando è nata e per cui è stato ottenuto un risarcimento. Operativo dal 1° luglio con 16 piattaforme per processare i test, il drive-thru del Pala Expo arriva a eseguire oltre 300 tamponi al giorno. Sottoscritto stamane l'accordo tra il Comune di Chioggia e l'autorità di sistema portuale che delinea le aree portuali e quelle di interazione porto-città. Questa festa è unica al mondo, il vice sindaco di Venezia commenta così il Redentore con i fuochi che quest'anno hanno voluto dare un messaggio di pace, mentre c'è chi attraversa il ponte votivo in bicicletta. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, e dunque partiamo da Bibbione perché sono tornate a riaccendersi le fiamme nella pineta nella tarda mattinata di oggi. Si stima che il rogo abbia interessato 12 ettari di terreno. Bibbione continua a bruciare. Questa tarda mattinata si è riattivato un focolaio dell'incendio che lo scorso venerdì 15 luglio aveva distrutto una ventina di ettari di pineta nella spiaggia di Bibbione a ridosso del faro. Sul posto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana, mentre dall'alto sta operando un elicottero della Regione Veneto. Al momento non si registrano feriti. Grazie anche all'intervento anche della Regione Veneto, nella fattispecie dell'assessore Botaccini, sono attivati anche 2 elicotteri perché essendo i pini molto alti, questi pochi esemplari di pini che avevano preso fuoco, si era necessario comunque colpire dall'alto, diciamo con l'acqua, e spegnere dall'alto l'intervento. La siccità del mese di luglio sta sicuramente contribuendo a riattivare i focolai sparsi sotto chioma e la presenza di bracci e tronchi roventi che richiedono un monitoraggio continuo che andrà avanti per tutta la settimana, sia di giorno che di notte. Si stima che l'incendio di questa mattina abbia interessato un'area di 12 ettari di terreno. Grazie anche qui alla Regione Veneto sono partiti i lavori per la sistemazione del pontile che dovrebbe completarsi alla volta di giovedì, venerdì, insomma, ecco. E adesso c'è comunque una presenza di monitoraggio per evitare che possano esserci ulteriori effetti negativi, insomma, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi appena si vede del fumo intervengono più facilmente. E la sezione ittico-venatoria della Polizia Metropolitana ha preso in custodia un cucciolo femmina di capriolo trovato la notte scorsa dal personale del Servizio Regionale Antincendio e dai volontari della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento. Eccola qui nelle immagini, nell'oasi foce del Tagliamento di Bibbione, ai bordi proprio dell'area boschiva andata a fuoco nei giorni scorsi. L'animale, un cucciolo fortemente deperito, a circa un mese, dopo essere stato rifocillato, è stato affidato dagli agenti metropolitani al medico del servizio veterinario che seguirà ora lo svezzamento per la futura liberazione e reintroduzione nell'ambiente naturale. Emergenza siccità che naturalmente c'entra anche con i ripetuti incendi e con quello di Bibbione. Emergenza idrica oltre che appunto siccità per irrigazione razionata negli oltre 50 comuni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Già non è possibile rifornire il 15% delle coltivazioni. L'emergenza idrica si aggrava di giorno in giorno e i consorzi di bonifica sono costretti a provvedimenti mai intrapresi prima. Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, è presidente della consulta dei comuni che fanno parte del consorzio Acque Risorgive, un territorio di oltre 100.000 ettari suddivisi in 3 province. Ho convocato tutti i 57 sindaci che fanno parte del consorzio di bonifica proprio per parlare di questo problema, un problema grave senza precedenti. Abbiamo il 15% del
territorio del consorzio che riguarda una grossa parte della provincia di Treviso, una grossa parte della provincia di Venezia e anche della provincia di Padova. Ecco, nel 15% di questo territorio il consorzio non riesce più a garantire l'irrigazione. Una situazione destinata a peggiorare e che sta richiedendo interventi drastici, con il consorzio che in questo momento garantisce solo 2 dei 5 turni di irrigazione necessari alla crescita delle colture. Per la prima volta nella storia addirittura il consorzio ha deciso di fare una scaletta e dare in maniera scaglionata l'irrigazione. Molti raccolti sono già rovinati. L'altro problema importante è che il livello nelle falde si sta abbassando sempre di più con tutte le conseguenze del caso. L'appello che faccio ai cittadini è di porre massima attenzione nell'utilizzo dell'acqua, della risorsa idrica. Nel breve periodo, finché persisterà l'emergenza, ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma nel medio termine occorre mettere in atto soluzioni strutturali per accumulare l'acqua. La Regione ha messo in campo la costruzione di grandi bacini che serviranno a raccogliere acqua quando ce n'è troppa, perché abbiamo questo problema nel momento delle grandi piogge, insomma, di dover smaltire l'acqua. Servono dei bacini per raccoglierla e bacini che poi diventano utili in questo momento dove c'è bisogno invece di acqua per irrigare. La cronaca: un quarantenne di Vigonovo è stato arrestato dalle Fiamme Gialle veneziane. Aveva, pensate, oltre 3.000 piante di marijuana e centinaia di chili pronti per essere smerciati. Oltre 3.000 piante di marijuana, 65 kg pronti per lo smercio, 48 nascosti in buste sottovuoto e 800 grammi di hashish già confezionato o in ovuli. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato in flagranza un quarantenne sospettato di gestire una piantagione di marijuana a Vigonza nel Padovano, in un campo che costeggia l'autostrada A4 Venezia-Milano. Tutto è iniziato dai controlli periodici sui corrieri espressi che operano all'aeroporto Marco Polo. In particolare, nel corso della verifica di una spedizione destinata a un italiano residente a Padova, sono state individuate 2 distinte confezioni di celofan trasparente termosaldate e sottovuoto contenenti semi di cannabis. I militari hanno accertato come l'uomo a inizio marzo avesse affittato un fondo agricolo nel comune di Vigonza per una superficie di 25.000 metri quadri e le attività di osservazione e pedinamento hanno permesso di trovare il luogo, verificando la presenza di migliaia di piante a diverso stato di maturazione con tanto di articolato sistema di irrigazione. Al momento dell'irruzione, il quarantenne stava trasportando alcune piante estirpate dal terreno nel magazzino per procedere alla relativa lavorazione. Tutte le piante di canapa, una volta sottoposte a lavorazione, avrebbero prodotto circa 500 grammi di marijuana per arbusto, per un controvalore sul mercato al dettaglio di circa 2 milioni di euro. Il quarantenne è stato portato in carcere a Vicenza. Jesolo piange la scomparsa di Gino Minetto, storico bagnino della città. Aveva compiuto 73 anni lo scorso 8 luglio e si è spento nelle scorse ore. Ha fatto parte della storia degli addetti al salvataggio, svolgeva il ruolo dalla fine degli anni 80 fino all'età di 55 anni, ha ricoperto l'incarico di assistente ai bagnanti. Scusate. E dal 2005 alla pensione è stato operaio nello stabilimento balneare Green Beach. Nel 2015 la sua ultima stagione, la notizia della sua scomparsa, ha commentato il presidente di Jesolo Turismo Bacchin, ha lasciato senza parole tutti quelli che lo conoscevano, un maestro per molti. La società tutta si stringe alla famiglia, a cominciare dal fratello Carlo, che a sua volta ha lavorato per anni con noi in questo momento così doloroso. Ora cambiamo pagina, veniamo alla storia di Giulia, una ragazza di 14 anni con un ritardo mentale e senza vista a causa di una leggerezza commessa quando è nata nel 2007 e per cui è stato ottenuto un risarcimento. Lascia il gioco se non vuoi giocare, vieni al computer ad ascoltare la musica. Bravissima Giulia, brava! Lei è Giulia, 14enne non vedente con un grave ritardo mentale. È nata prematuramente con un parto gemellare nell'ospedale di Campo San Piero, ma mentre per la sorella non ci sono state particolari conseguenze, per lei che vive a Marcon con mamma, papà, 2 sorelle e i nonni, è andata peggio a causa di una gestione superficiale, spiega il legale di famiglia, da parte della struttura ospedaliera.
si doveva evitarlo e questo l'hanno detto sia il Tribunale che la Corte d'Appello. Accade un fenomeno che è estremamente noto, che si chiama ROP, cioè una patologia della retina. Se non trova più l'ossigeno con cui si era drogata nelle settimane precedenti, comincia a cercarlo e quindi emette delle sorti di villi arteriosi per cercare sul fundus dell'occhio più sangue per avere più ossigeno. Con quello si accartoccia. Ma, spiega l'avvocato, i medici avrebbero sospeso i controlli oculistici dopo 3 settimane e alla quarta, all'ospedale di Padova, per altre motivazioni, si sono accorti che Giulia aveva perso la vista e non c'era più nulla da fare. A quel punto è stato chiesto e ottenuto un risarcimento. Abbiamo vinto in primo grado ottenendo un risarcimento di circa 1,2 milioni. In secondo grado siamo arrivati a 1,5 milioni più altri accessori per la sorella e per i genitori. E adesso abbiamo fatto ricorso per Cassazione e confidiamo di ottenere un risarcimento più serio. L'obiettivo della famiglia, in attesa dell'ok dal Tribunale di Venezia, è quello di costruire con questo denaro una casa su misura per Giulia, in modo che possa usufruirne anche quando mamma e papà, originario di Arcade nel Trevigiano, non ci saranno più. Il nostro obiettivo primario intanto per il futuro della bambina, per costruire questa abitazione in modo che lei sia su tutto un piano, invece adesso abitando con i nonni è una casa a 3 piani, è molto pericolosa per la bambina, perché adesso già è grandina, comincia ad alzarsi di notte, comincia ad alzarsi anche di giorno da sola e venendo giù per le scale è un grosso problema per noi. Con l'arrivo di Giulia, la vita di ognuno, nonni materni compresi, è stata stravolta. Vivere e gestire le spese, soprattutto sanitarie, con un solo stipendio non è facile. Quando è sera, mia figlia non c'è più con la testa. Noi nonni, finché possiamo, gli stiamo dietro anche a lei, però dopo non ce la facciamo perché loro hanno bisogno della loro dimensione, hanno bisogno di vivere in un'altra dimensione. E la Giulia, come ha detto il papà, è un angelo e vuole le cose sue. È una bambina che gliela vorrei far sentire cantare. Una media di 300 tamponi al giorno, 2 settimane di attività senza code né disagi sono i numeri del centro del Palaexpo attivo da inizio mese. Abbiamo detto più volte, sottolinea il direttore generale Contato, come l'attività dell'ULSS 3 contro la pandemia abbia trovato nel Palaexpo la sede che mancava. Abbiamo la conferma che è il luogo ideale anche per l'esecuzione dei tamponi ai cittadini che giungono in auto. Ha concluso: solo nel primo giorno di attività il drive-thru del Palaexpo ha fatto meno di 200 tamponi, fermandosi a 187. Da lì in poi il numero di test quotidiani ha superato quota 200 con una media di 308 al giorno. In totale dal 1 al 17 luglio 5.236 tamponi, il giorno record è stato il 14 con 384 test effettuati. Sulla crisi di governo, voltiamo pagina, intervengono anche il senatore della Lega Centinaio e la deputata veneziana, sempre della Lega, Andreuzza. Sentiamo. Il ragionamento che andremo a fare, che facciamo, è quello di dire ancora una volta al Presidente che se ci sono le condizioni noi ci siamo, in caso contrario si può anche andare a votare. Sulla crisi di governo interviene anche il senatore della Lega Gianmarco Centinaio, che ribadisce quanto sia importante lavorare insieme all'attuale Presidente del Consiglio Draghi sul progetto di fine legislatura e sulle priorità da affrontare nei prossimi mesi. Al voto subito se non ci sono le condizioni, se invece tutti fanno un passettino indietro, quindi Letta fa un passettino indietro e quindi non comincia a parlarci di Iuscole o di droga libera, Renzi non pensa di essere il padrone del mondo e Di Maio con la sua truppa si mettono e si siedono al tavolo per fare qualcosa di intelligente, perché no?
In caso contrario, se invece tutti invece che fare un passettino indietro fanno un passettino avanti, si rischia di scontrarsi e così non va bene. Questo mercoledì il Premier si presenterà con il dibattito sulla fiducia e il relativo voto prima al Senato e poi alla Camera. Attualmente è quanto emerge dall'accordo tra i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della Camera Roberto Fico. Intanto la deputata veneziana della Lega Giorgia Andreuzza afferma che sia auspicabile andare al voto quanto prima, perché lo chiede il Paese, nonostante il periodo complicato. In primis dovrà essere Draghi a dirci cosa vuole fare, però anche la politica, anche noi sappiamo bene, abbiamo le idee chiare di cosa perlomeno serve al Paese e le condizioni per cui in maniera responsabile fanno sì che possiamo eventualmente rimanere in un governo, però deve essere un governo che dia qualcosa agli italiani. Sottoscritto l'accordo tra il Comune di Chioggia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che delinea le aree portuali e quelle di interazione Porto-Città. Sottoscritto e presentato l'accordo fra il Comune di Chioggia e l'Autorità di Sistema del Mare Settentrionale che identifica il perimetro delle aree portuali e retroportuali, oltre le aree di interazione Porto-Città, la cui competenza pianificatoria passerà al Comune. L'accordo contiene già delle scelte che l'Autorità di Sistema e il Comune di Chioggia hanno compiuto nell'andare a identificare quelle aree di interazione porto-città che saranno poi nel documento di programmazione strategica e nel piano regolatore identificate come aree in cui è il Comune a dover poi rilasciare le autorizzazioni per insediarvi delle funzioni. Un accordo importante siglato per far fronte alle necessità della città di Chioggia per sviluppare il centro storico e le attività presenti nel territorio. L'autorità portuale sempre nel 2022 lancerà un concorso per la realizzazione del waterfront, quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la parte più di cerniera tra il porto e la città. Sono diverse le aree di interazione porto-città, tra cui l'area dell'ex cementificio ai Saloni, alcune aree già in uso residenziale a parcheggio per la città e una fascia continua in Val d'Ario. In queste aree potranno essere sviluppate funzioni e servizi legati alla città. Andremo ad attivare la ZTL nel centro storico, ma andremo anche a dare l'offerta di parcheggi ai tanti turisti e cittadini che arriveranno a Chioggia. Infatti, grazie a questo accordo si potrà dare una risposta ai tanti turisti che arrivano in città e non trovano parcheggio, specialmente con l'arrivo delle grandi crociere. Le compagnie vogliono venire a Chioggia perché è uno scalo sicuro, l'importanza in questo settore è la possibilità di programmare i prossimi scali. C'è stata una ripartenza favolosa, poi proprio la ciliegina sulla torta, venerdì sera è arrivata anche la crociera, la Viking Sky, che ha fatto scendere ovviamente i passeggeri e che hanno anche loro invaso pacificamente il nostro centro e hanno mangiato nei baccari durante la Sagra del Pesce, hanno acquistato anche nei negozi e quindi veramente stiamo rilanciando la città. Questa festa è unica al mondo. Il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello commenta così la festa del Redentore con i fuochi che quest'anno hanno voluto dare un messaggio di pace. Una festa così è unica al mondo, nessuno ce l'ha, la festa del Redentore è una cosa bellissima, l'unica al mondo, festa nelle barche, feste nelle rive, penso che sia una cosa veramente bellissima, è l'unica al mondo. E nell'unicità dei suoi 6.500 fuochi, Venezia si è contraddistinta anche quest'anno. Uno spettacolo che ha tenuto col naso all'insù 100.000 persone, con un fronte pirotecnico di oltre 420 metri nel canale della Giudecca, gestito da 20 addetti specializzati. Uno spettacolo che ha voluto dare al mondo un messaggio di pace in un tripudio di colori, dal tricolore italiano al giallo-oro veneziano, i colori dell'Ucraina con la scritta Odessa, omaggio alla città con cui Venezia si è gemellata a maggio.
È stata importante dare un segnale anche dalla città di Venezia, la festa principale della città di Venezia, e insomma dopo qualche anno di pandemia è stato bello tornare qua nelle barche a fare festa, e soprattutto da Venezia, dalla festa del Redentore, città importante, festa importante, poter dare un messaggio di pace anche all'intera Europa. 40 minuti di fuochi a partire dalle 23:30, quasi 30.000 barche, oltre 42.000 persone sulle rive, altre 25.000 hanno assistito dai plateatici di hotel e ristoranti e dalle isole circostanti. E nonostante l'enorme afflusso, tutto si è svolto senza criticità. Venezia ha potuto festeggiare il suo Redentore con la spensieratezza che si era persa, ma con l'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinta. E a margine di questo si registrano anche alcuni episodi curiosi. Sabato, verso le 8, un uomo dai tratti orientali ha attraversato il ponte votivo in sella alla sua mountain bike, fermandosi per un selfie, prendendo inoltre il ponte per una pedana da pesca e calando in acqua le lenze di 2 canne. Mentre oggi invece è stata la volta di un automobilista svedese, lo vedremo tra poco nelle immagini, che si è infilato per sbaglio, eccolo qua, nel sottopasso tra Mestre e Marghera, fermandosi fortunatamente al secondo scalino con la sua Volvo, tra la sorpresa e un po' di paura di pendolari e turisti. Per fortuna nessun ferito, ma anche qualche ilarità attraverso i social, dove le foto dell'auto incastrata sono state postate da più angolazioni. Erano le ultime immagini per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Tra poco Treviso come sempre, e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Tempo stabile, ma si è aperta una settimana bollente con l'alta pressione africana sempre più forte sull'Italia. Caldo in intensificazione e valori termici davvero elevati. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto martedì 19 luglio tanto sole con ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna, ma senza piogge. Clima rovente e afoso con temperature oltre la media stagionale, minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 35 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Sarà soleggiato con cielo in prevalenza sereno, sui monti al pomeriggio poco nuvoloso. Temperature minime sui 21-24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà asciutto, sole pieno e cielo limpido, sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.